Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish and Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Una nuova disponibilità vaccinale per le classi dal 1942 al 1951 è stata accordata dall'ULSS 3 Serenissima al terminal portuale di Aspo in Val d'Ario a Chioggia per i giorni di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 aprile. Le persone settantenni in questione sono invitate a prenotare la propria somministrazione anti-Covid attraverso il sito approntato dalla Regione Veneto, ovvero vaccinicovid.regione.veneto.it, selezionando l'ULSS 3, quindi inserendo il proprio codice fiscale. Una volta entrati nel sistema sarà possibile scegliere l'orario dell'inizione, poi la conferma arriverà via mail e bisognerà stampare i moduli per l'anamnesi. Il passaparola sta comunque correndo veloce, quindi il caldo suggerimento è a fare il più presto possibile per accaparrarsi un posto. Intanto domani, domenica di Pasqua 4 aprile, il terminal non sarà aperto al pubblico. Il personale medico dell'ULSS 3 Serenissima tornerà a vaccinare a tutto spiano la popolazione anziana contro gli effetti del coronavirus lunedì dell'Angelo 5 aprile, quando la sede sarà operativa dalle ore 8:30 alle 15:30, mentre l'orario pieno verrà effettuato da martedì 6 in poi, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Ci sono nuovi sviluppi relativi al caso dell'automobile modello Smart vandalizzata nella notte fra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile in Corso del Popolo a Chioggia, dove era parcheggiata nei pressi dei portici di fronte al granaio. Al mattino la proprietaria ha rinvenuto i finestrini spaccati da ignoti e si era pensato a uno dei soliti furti che accadono per procacciarsi qualche spicciolo di denaro contenuto nella vettura oppure oggetti di valore. In un secondo momento la titolare del mezzo avrebbe sporto denuncia per atti persecutori e quindi stalking nei confronti dell'ex compagno, uno spacciatore di cocaina recentemente condannato, che avrebbe infranto di proposito i vetri del veicolo allo scopo di recare danno alla ex partner. A quanto pare l'uomo, di 48 anni, stava girando da alcuni giorni nella zona per spiare i movimenti della ex e mettere quindi in atto il proprio proposito criminoso. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. Un'azione legale per chiedere i danni dell'astensione forzata dalla pesca, dovuta al sollevamento non necessario delle paratoie del Mose. Hanno in mente di chiederla gli armatori clodiensi, organizzatisi per prendere i contatti con avvocati del settore. In un periodo difficile come questo, il Mose alzato durante i giorni di maggior pescato e guadagno, come quelli del dicembre scorso e del prossimo, sottrae alla marineria di Chioggia circa 500 o 600 mila euro al giorno. La stima è di Elio Dall'Acqua, referente di Federpesca Veneto, che stamane ha accolto Chioggia Azzurra nella cabina di guida del peschereccio Superbo, ormeggiato nel canale San Domenico. Il problema più grande, connesso alle operazioni del Mose, quando necessarie, è la perdurante assenza della conca di navigazione. 5 incontri sono previsti la prossima estate, spiega Dall'Acqua, con tutte le realtà professionali, impegnate nel tavolo di concertazione a livello regionale e metropolitano.
ma non abbiamo ancora parlato con la commissaria straordinaria Cinzia Zincone. I tempi di realizzazione della conca parlano di 2 anni e ancora non si sa quando inizieranno i lavori. Essa serve anche al porto di Venezia per le navi, continua l'armatore, oltre che alla flotta peschereccia. Se l'intenzione è iniziare dalla bocca di Malamocco, dove possono transitare anche i rimorchiatori, dovremo entrare e uscire da quella finché quella di Chioggia non sarà pronta, aggiungendo ulteriori disagi. La situazione è peggiorata anche dalla legislazione europea, come per le telecamere a circuito chiuso, che secondo Elio Dall'Acqua limitano la privacy a bordo e genereranno ulteriore confusione. Inoltre, conclude il rappresentante della categoria, la riduzione richiesta allo sforzo di pesca non tiene conto del fatto che, usciti dal lockdown, la marineria si è data alcune regole, come pescare solo 3 giorni la settimana, anziché 4 per lo strascico, 64 ore per chi lavora coi rapidi, trattandosi di barche più numerose. Quello di oggi è un livello sostenibile finché il prezzo è soddisfacente, ma con minor sforzo di pesca nemmeno potremo andare in mare, proprio ora che la fauna ittica torna sotto costa, perché bisogna garantire il minimo salariale ai dipendenti. Purtroppo, conclude Elio Dall'Acqua, non vediamo l'Italia battere i pugni in Europa, nemmeno quando si parla di rottamazione di natanti nuovi anziché datati. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Un vaporetto in modalità ambulatorio vaccinale attraccherà a Sant'Erasmo nel giorno di Pasquetta. Dalle 9:30 del mattino alle prime ore del pomeriggio di lunedì 5 aprile, il mezzo, messo a disposizione da CTV su richiesta del Comune di Venezia e allestito dall'ULSS 3 Serenissima, attenderà i residenti over 80 di Sant'Erasmo e delle Vignole per consentire loro di ricevere il vaccino senza dover lasciare l'isola. L'iniziativa ha l'obiettivo duplice di sensibilizzare la cittadinanza con questa forma inusuale di servizio attorno al tema della vaccinazione e di offrire agli anziani, per i quali sarebbero più difficoltosi gli spostamenti, la possibilità di farla a 2 passi da casa. Perché il servizio si possa svolgere al meglio, la vaccinazione va obbligatoriamente prenotata attraverso il portale ad hoc della Regione Veneto. Dopo essere intervenuta la settimana scorsa in 2 aree territoriali particolari, come Pellestrina e Burano Mazzorbo Torcello, spiega il direttore generale Edgardo Contato, l'ULSS 3 Serenissima, le squadre speciali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, danno, come avviene ormai da tempo, la propria disponibilità in una giornata festiva, per consentire ancora una volta un servizio di prossimità. Sant'Erasmo è la seconda isola per estensione nella laguna, dopo quelle che compongono la città storica di Venezia. L'iniziativa si avvale della collaborazione volontaria della Protezione Civile. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta.